Noi siamo qui oggi a festeggiare una struttura importante che però dietro ha tutta una serie di altre considerazioni, soprattutto ne ha una. Perché voi avete parlato della impossibilità di guarire. Allora ci sono due modi per affrontare l'impossibilità di guarire. O c'è un malato che non può guarire, o c'è una persona che non può guarire. Sono due visioni completamente diverse. Io penso che noi dovremmo continuare a investire sul fatto che ci sia una persona che non può guarire. E le persone che non possono guarire non sono soltanto quelle che sfortunatamente hanno una condizione complicatissima come quella che si vive qui dentro. Perché le persone che non possono guarire culturalmente, in termini dell'approccio organizzativo e di risposta ai modelli ai quali noi dobbiamo riuscire a dare soluzione, in fase acuta o in fase per niente acuta, riguardano la metà dei cittadini di questa regione. Noi abbiamo oltre 500.000 cronicità, 500.000 persone che hanno delle cronicità addosso, che sono la cronicità semplice, quindi una malattia con la quale tu devi convivere, e sono le situazioni come queste, quelle che si vivono in queste